E intanto vediamo allinearsi sulla linea di partenza anche ragazzi e cadette. Vediamo sfilare uno a uno, già veramente in quadra. Ricordiamo che questa è la seconda fase del... Eccoli partiti i cadetti e le cadette di questi 3 e 4 km di marcia. Per la componente femminile vediamo Saragozzi, Michela Tombini, Leda Ronchetti, Giada Cisterio, Martina Candaghi, Giulia Cristiani, Alessio. Cadetta con numero 445 Sara Puglisi, seguita da Arianna Zacchelandri. Tagliano traguardo per prime al primo giro. Ora con 402 Angelo Cattaneo. Vai Gabri. Vai Gabri. Vai Gabri. Rimango dietro per recuperare la fine. Attenzione alla ragazza con la maglietta verde, ricordiamo il numero, benissimo. Ora con il numero 97 arriva Alessia Grisaghi, porta al secondo giro ragazze. Forza! Forza! Dov'è l'altra?
In seguito vediamo Gabriele Gamba e subito dopo Andrea Angioletti. Per le cadette Sara Pugisi e Arianna Zacchelandri. Sono le prime che ultimano questo secondo giro di gara, 2 chilometri. Dai Gabri, Ale. Via, dai Gabri. Arianna Zacchelandri. Tieni aperto, prendi Gabriele come riferimento. Tieni aperto. Con il numero 23 Sara Gotti dell'Atletica Brembate Sopra. Francesca Libiani ha finito i suoi 2 chilometri. Partiamo dopo di questi? No. Devi proprio sperare. Non cercare troppo il... Appena apri dietro di lui Gabriele Gamba per la Riccardi Milano. No, andiamo lì che suono io. Arriva! Forza Daniele, l'ultimo chilometro. Forza Daniele e forza anche a Gabriele per il vostro ultimo chilometro. Ma la vera gara adesso è per le cadette che arrivano al traguardo, concludono la loro gara in testa assoluta. C'è Sara Pugisi. Forza Sara, che taglia il traguardo per prima e vince la finale. Forza Arianna, grandissima, anche lei finisce i suoi 3 km di marcia. Ad avvicinarsi al traguardo ora con la pettorina 94 Giulia Cristiani, seguita da 118 Costantino Dario. Il loro arrivo al traguardo accompagnato da un bellissimo sole che li illumina. 119 segue poi Laura Luinetti. Con il numero 402 Angelo Cattaneo, 3 km, te ne manca ancora uno. Angelo, forza. E invece finisce la gara Sara Gotti con la pettorina numero 23. Vediamo sfilare Jacopo Pasqualin e concludere la sua gara Francesca Libiani. Davide Benini
Sporting Club Alzano, ultimo chilometro anche per lui. E l'atleta di casa dell'Atletica Brusaporto, Michela Tommini, è la fine anche per lei di questa 3 km. Delle categorie esordienti A, B e C, dove tutti gli atleti che hanno partecipato e che hanno versato il loro sudore per questa meravigliosa gara verranno premiati. Intanto con il numero 397 passa Valentina Nasatti. E il Campodonico finisce i suoi 3 km con un bel sorriso. Arrivo. Arrivo. Ed ecco qua arrivare al rettilineo, al traguardo, con la pettorina numero 42, Daniele Veda, che ha vinto la sua gara. Gabriele Gamba per l'Atletica Riccardo di Milano e poco più in là Andrea Andretti per la 5 cerchi Seregno. Bravissimi ragazzi, 4 km impegnativi su un terreno un po' scivoloso, però questa sono i compromessi della nostra strada. Questo arriva. Eccoci, riportiamo l'attenzione sul rettilineo finale dove gli ultimi atleti terminano la loro gara col numero 68 Giada Citterio, termina anche lei con il numero 402 Angelo Cattaneo, finisce la sua gara. Subito dopo con il 41 Davide Benini e poco più in là Jacopo Pasqualin, 4 km intensi in marcia. Prima avevo messo maschera 82, perché Franca anche lei sta sbagliando. Eccolo Luca Zorroni per la Polisportiva Caogate, è l'ultimo atleta a tagliare il traguardo per questa 4 km. Un applauso a lui e a tutti i marciatori che si sono compresi in questa meravigliosa giornata, in questa mattina.